Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al Palacopron di Sesto, la terza giornata del campionato di Serie C1 in Sardegna. Sesto Sardegna andrà ad affrontare l'Ichnos Sassari, una buona squadra, seconda in classifica con una partita in meno rispetto alla Villa Cidrese che ha vinto la partita interna per 8-2, dall'altra parte invece il Sesto Sardegna che ha 4 punti in classifica, sesto, con 2 partite giocate, una vittoria e un pareggio nella prima giornata. Sempre con una partita in meno, questa sarà decisiva anche per scoprire quali sono le sorti per le prossime giornate. Andiamo a vedere però chi porta il Sesto Sardegna: Valdesse, Piredu, Carletti, Versace, Murru, Mula, Saramu, Arca, Samuele, Carta, Arguig, Belleboni e Davide Arca. Dall'altra parte l'Ichnos Sassari, trasferta abbastanza lunga rispetto alle altre: Carta, Corrias, Foi, Sudassi, Faedda, Fenu, Dessanti, Secchi, Bogoslavska, Marogna, Serio e Mallia. In raccolta anche tutta la squadra dell'Ichnos Sassari, allenata da De Souza e Soriga. Dall'altra parte invece Leandro Perra siede in panchina rossoblu. Tutto pronto per questo match, gli arbitri sono Milia e Marasciulo. Al crono invece troviamo Montici. Foto di gruppo per gli ospiti che arrivano qui con punteggio pieno fino ad ora, possono anche totalizzare 9 punti, sono 2 le vittorie per l'Ichnos Sassari questo inizio di stagione, tra l'altro subendo solamente un gol dal Futsal Quattro Mori. La prima partita invece è vinta 3-0, successo in trasferta contro il Portoscuso. Tutto pronto per cominciare il match valido per la terza giornata del campionato di Serie C1 nella regione Sardegna. Naturalmente si attende ancora qualche attimo vista la posizione anche del fotografo, però può dire che oggi si aspetta anche una bella partita, 2 squadre abbastanza ricche, anche di singoli. Postazione troviamo tutti, manca solo il fischio da parte del primo arbitro che arriva adesso. Comincia Sesto Sardegna Ichnos Sassari, subito il pallone che viene girato dalla formazione di casa con il capitano Aramu. Belleboni ancora, pallone girato verso Aramu. Carletti punta e subito impegnato Carta. Dall'altra parte Bogoslavska prova a far salire la squadra, subito messo in impegno il portiere dell'Ichnos Sassari con il tiro di punta da parte di Carletti. Riparte adesso Faedda, Marogna 1 contro 1 sulla destra, l'ultimo tocco è di Carletti, allora sarà rimessa laterale a favore degli ospiti. Va a cercare Bogoslavska, il tentativo di imbucata però viene coperto bene dalla Sesto Sardegna. Giro palla Carletti, Aramu, movimenti, si rimane sempre indietro, difende bene con spazi stretti l'Ichnos Sassari. Arguig si accentra, è bravo Bogoslavska ad allungare con la punta. Carta la gioca su Marogna. Mancino si accentra e scarica all'indietro Faedda.
all'esterno, attenzione, Arguig ha superato Carta, poi non è riuscito a trovare la rete. Allora, dall'altra parte Bogoslavska, rischiosissimo passaggio di suolo, ancora Arguig, avanza lo scarico, Carletti con la punta deve mettere fuori Marogna, che poi chiede anche scusa magari per essere stato un po' troppo cattivo nell'intervento. Qui Arguig che si è mangiato un gol regalato dall'Ichno Sassari, che invece è stato graziato dallo stesso Arguig. Belleboni 1 contro 1, va sul destro e calcia, è bravo anche Bogoslavska a murare. Ritmi abbastanza lenti, Aramu, Carletti, la tocca adesso, Belleboni, Aramu trova la verticale, Arguig va sul destro, non trova lo spazio per calciare, Bogoslavski è bravo anche in fase difensiva, poi riparte dall'altra parte Marogna che ha cercato il compagno, non viene trovato, poi reazione esagerata da parte di Belleboni che calcia verso il muro con potenza, viene richiamato dal primo arbitro in modo da calmare la situazione. Marogna chiama schema, una linea centrale che si muove, palla verso Bogoslavska, Arguig che poi il sinistro ancora di Marogna, palla che finisce fuori, primo tentativo invece dall'Ichno Sassari verso i pali di Valdez che l'ha giocata subito. Aramu, Belleboni, Carletti, lo look, servire Belleboni, viene però intercettato da Faedda che poi la gioca su Marogna, sinistro in avanti, buon movimento di Secchi, 1 contro 1 con la suola, vince un rimpallo, pallone che però si allunga troppo e finisce sul fondo. Si riparte, Aramu, Belleboni, Carletti, Arguig, Aramu, giro palla del stesso Sardinia, eccola la palla verso Arguig, parallela e chiuso bene da Faedda, Carta in avanti, colpo di spalla da parte di Belleboni, Arguig parte da dietro, Aramu ancora verso il 12, Suola va sul sinistro, poi la mette indietro verso Carletti che viene anticipato bene dalla chiusura di Secchi. Aramu, Arguig, ancora Aramu, Carletti, 1 contro 1, doppio passo, va sul destro, sul fondo, calcia, trova solamente l'esterno della rete e poi Carta centralmente. Marogna, Bogoslavska, Secchi, sinistro Faedda, centrale Bogoslavska, ancora Faedda, 1 contro 1 con Carletti, non passa il pallone, l'ultimo tocco è di Carletti, non c'è stata la direzione di Faedda, allora batterà il numero 6 dell'Ichno Sassari e la gioca su Marogna. Bogoslavska, 1 contro 1, anzi contro 2, palla centrale, Marogna sinistro, gran parata di Valdez, sarà calcio d'angolo. Ottimo tentativo da parte di Marogna e poi va a battere con lo schema, c'è Faedda al limite, la palla centrale e arriva quasi il gol di Secchi, vicinissimo al palo di Valdez ed è già la terza occasione dopo 4 minuti e mezzo effettivi che sono passati dal cronometro. Ricordiamo 0-0 il punteggio. Arguig in parallela,
Belleboni torna indietro, Aramu, Carletti, Belleboni, salta un uomo, non Bogoslavska, che arriva in chiusura, possesso ancora per il Sesto Sardegna, gioca dietro Aramu, la palla che torna verso il 12, centralmente Carletti, non trova spazio, Aramu prova a servire un compagno, alla fine Secchi a sinistra, Bogoslavska, non buono il controllo che non gli permette di concludere l'azione, e qui poteva fare qualcosa in più. Carletti, Belleboni, Arguig, destro sinistro, Suola, si arrabbia anche con se stesso Arguig dopo l'errore a inizio partita, superando anche il portiere. Bogoslavska qui da solo non riesce a trovare spazio per sfondare la difesa della Sesto Sardegna, alla fine recupera bene Aramu. Belleboni, Carletti, centrale, l'1-2, bello, Carletti! Grande azione del Sesto Sardegna che passa avanti 1-0. 14:06 sul cronometro, avanti il Sesto Sardegna, 1-2 micidiale tra Carletti e Belleboni, ha funzionato, posizionato invece male Carta, che ha lasciato troppo spazio nel primo palo, la palla è passata lì e arriva subito il vantaggio. Si riprova dall'altra parte, Fois, entrato al posto di Faedda, entrato anche De Santi al posto di Bogoslavska, sarà calcio d'angolo per l'Ichno Sassari che subisce il suo secondo gol dopo quello subito dai 4 muri. Sinistro di Fois Murato, Secchi vuole provarci, 1 contro 1 con l'autore del gol, Carletti, palla centrale, destro, la parata di Valdes sul tentativo di De Santi, è bravo il portiere del Sesto Sardegna a chiudere i pali. Adesso dall'altra parte Belleboni si accentra, supera anche 2 uomini, Carletti dall'altra parte, Carletti esterno della rete, dall'altra parte c'era Arguig liberissimo. Partita abbastanza frenetica adesso, fallo di Aramu, chiede spiegazioni al limite dell'area, se l'è guadagnato De Santi, dunque ci sarà una possibilità per l'Ichno Sassari. Ha preso la palla in mano Secchi, lì vicino c'è anche Marogna, vediamo, si allontana il numero 17, allora si presume vada Secchi al fischio dell'arbitro col mancino, chiama anche uno schema, alza il braccio col numero 2. 13:20 sul tabellone, effettivi chiaramente, 1-0, gol di Carletti per il Sesto Sardegna. Calcio di punizione invece adesso, parte Secchi che è una finta, arriva a calciare Capitan Fois, buono lo schema, un po' meno l'esecuzione da parte del capitano. La palla di Valdes verso Arguig, colpo di testa di Fois, poi lo stop, vuole rifarsi con questa conclusione, vicina all'incrocio dei pali di Valdes, risponde così l'Ichno Sassari. Arguig, Carletti, Aramu gioca dietro, Belleboni, bello il tacco verso Arguig, 1 contro 1, Arguig si accentra, Belleboni, esterno Carletti, Aramu, secondo palo cercato e non trovato, arriva Carletti che trova la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Sesto Sardegna, che deve riorganizzare un po' dopo i diversi tentativi dell'Ichno Sassari in avanti per cercare i gol. Il tiro potente di Belleboni viene però parato da Carta, sarà ancora calcio d'angolo, chiama ancora lo schema Carletti, questa volta la palla dietro Aramu, punta! Gran gol
da parte di Andrea Ramu e 2-0 Sesto Sardinia. (12:36) sul cronometro. Viene chiamato il time out, ci prendiamo una piccola pausa anche noi, a tra poco. Tornati in diretta dal Palacopron, 2-0 sul tabellone quando mancano 12:36 effettivi del primo tempo. Il gol di Carletti, il raddoppio invece di Andrea Ramu con la punta, traversa gol che può far male all'Ichno Sassari, che non aveva mai subito in questo inizio di stagione, aveva subito solamente un gol contro i Quattromori dalla seconda giornata, dunque la scorsa, e adesso si trova sotto 2-0 a Cagliari. Ha provato a sfondare in qualche modo De Santi, che però trova un buon calcio di punizione vicino al tiro libero. Secondo fallo per il Sardinia, secondo invece fallo subito nei confronti di De Santi. Ci sono dunque Fois e Secchi sul pallone. Calcio di punizione si batterà al fischio dell'arbitro, che arriva adesso. Ancora finta di Secchi, poi si allarga e uno schema. Ci ha provato De Santi, palla che però finisce troppo larga. Belleboni attacca bene in pressione l'Ichno Sassari, che però non sfrutta al meglio l'occasione. Arguig, Aramu, Belleboni sbaglia ancora questo passaggio centrale. Secchi dall'altra parte, non è riuscito a trovare il compagno, allora riparte Aramu, destro vicino alla doppietta. Fois, Serio, 1 contro 1, si accentra, serve ancora il capitano Secchi. Copertura di Belleboni, c'è ancora un possesso ospite. Serio, tocco lì vicino. Fois, Serio, De Santi va da Secchi e Mancino, infatti va sul sinistro, serve ancora De Santi che trova l'imbucata. Serio non sa cosa fare, poi la serve, De Santi calcia, trova una direzione, sì, sarà calcio d'angolo allora. Una piccola deviazione, calcio d'angolo che si batte adesso. Poi scalcia col sinistro alto, terzo tentativo del capitano in ben 10 minuti effettivi. Spaglia qui a Ramu, l'imbucata e il gol di De Santi che riapre la partita. Erroraccio del Sesto Sardinia. Ci crede l'Ichno Sassari. Un'ottima ripartenza ha portato al gol dell'1-2. Arguig trova Belleboni di prima intenzione, Versace,
grande azione, il gol di Versace, 3-1. Poi l'esultanza alla Ronaldo. Grande azione del Sesto Sardinia, che ha reagito subito alla risposta di De Santi. Si riparte dunque, c'è abbastanza caldo e frenetico. Fois, centrale, Bogoslavska, si gira e calcia, viene murato, Serio, finte contro finte, si lascia scappare Belleboni. Fois, palla centrale, Bogoslavska, non riesce a girarsi, la tocca dietro, Fois calcia, murata ancora da Belleboni, Serio, De Santi, destro centrale, vuole andare all'1-2, Bogoslavska lascia Serio, col sinistro viene chiuso, Belleboni non riesce però con destra e sinistro a superare l'uomo, palla che finisce fuori, allora Serio il tocco verso Fois, ancora verso il 21, riparte sempre Fois da dietro, De Santi, 1-2 con Fois, la palla è centrale, Bogoslavska riesce a girarsi, non a calciare, chiuso, Aramu, ripartenza, bella Versace dall'altra parte, Arkuig, fuori, tentativo del Sesto Sardinia, partita però davvero molto molto bella, ripartenza sia da una parte che dall'altra, si alza questo pallone, Versace, buono lo stop, va sul destro, calcia! 3 minuti, doppietta per Versace, sotto le gambe di carta, 4-1. Doppietta di Versace in soli 3 minuti. Rientra Carletti, sinistro, forse anche di frustrazione di Marogna, 4 gol subiti nel giro di 11 minuti effettivi. Buona la palla verso Pireddu, che però torna indietro, costretto. Aramu, Belleboni, centrale, Pireddu, Belleboni è bravo a guadagnarsi anche il fallo, il primo commesso dall'Ickno Sassari. Belleboni da Pireddu, Pireddu con l'esterno sbaglia, Fois riesce a saltare un uomo, poi calcia da lontanissimo, infine il pallone di Marogna, fallo, calcio di punizione e giallo in arrivo per Pireddu. Calcio di punizione, Marogna sul punto di battuta, Fois al limite dell'area di rigore, praticamente dove c'è il dischetto del tiro libero, con la punta Marogna, palla che finisce alta con deviazione però di Valdes, calcio d'angolo. Belleboni,
subito da Carletti, chiuso da Bogoslavska in fallo laterale, scivolata, poi fair play fra i due. Aramu, cambio fallo. Fois da Bogoslavska, chiuso ancora una volta. Aramu lungo, carta la gioca subito. Fois, Marogna, Bogoslavska, stavolta non da pivot, si sposta in zona sua. Marogna, c'è là sul sinistro, calcia Marogna, Valdés è riuscita a prenderla con la punta del piede sinistro, calcio d'angolo. Palla dietro, Fois, Mancino, se la sposta e calcia, trova però Belleboni che con calma riesce anche a gestire, alzando questa bella palla per Aramu, che trova la deviazione sul pallonetto, incredibile. Calcio d'angolo. Carletti in mezzo, ha lasciato tanto spazio all'Etno Sassari, Piredu ringrazia. Sarà dunque rimessa laterale per il Sesto Sardegna. Non si intendono Carletti e Belleboni. Avanza Secchi da solo, Belleboni, Carletti è riuscito a tenerla, poi non trova il rimpallo che favorisce il possesso rossoblu. Dall'altra parte Marogna, 1 contro 1 con Piredu, Marogna deve tornare indietro, poi se c'è il pallone centrale, Bogoslavska non si gira, serve allora Secchi. Finta, Secchi, calcia, deviazione, calcio d'angolo. Marogna sul punto di battuta. Movimenti, Bogoslavska litiga col pallone, poi allontana in qualche modo Carletti per respirare un po'. Non ci sta Carta che vuole servire subito Fois. Movimento Secchi, arriva anche Bogoslavska, centrale, pallone servito. Non trova lo spazio per girarsi, allora Marogna suola, arriva però la chiusura di Carletti, anche gli applausi da parte del pubblico. Sarà rimessa laterale per gli ospiti che battono subito. Fois ce l'ha sul sinistro, va contro Belleboni, palla dentro, Belleboni non la lascia passare, sarà calcio d'angolo, allora continua a pressare il Sassari che si trova sotto di 3 gol e giustamente non ci sta. Palla centrale, Marogna, stop, tiro, Valdés, ci mette anche lui una pezza, Secchi, Fois, ancora verso il 10, 1 contro 1, centrale, Bogoslavska, suola, non si gira, ora si calcia, male. Belleboni poi con eleganza riesce anche a mandare su Carletti con una giocata, non è fortunato, Secchi riesce a sfondare in qualche modo, poi allontana e completa il disimpegno Aramu, anche se comunque non riesce più a ripartire dall'altra parte il Sesto Sardegna che viene chiuso dalla propria metà campo. Secchi, Fois attaccato da 2 avversari, Secchi, Marogna di prima intenzione, Bogoslavska all'indietro, Fois, 5 minuti e 30 alla fine, 4-1 il risultato. Marogna non riesce a passare bene sulla chiusura di Belleboni che però subisce anche il fallo numero 2 degli ospiti. C'è un time out, c'è una pausa anche per noi, a tra poco.
Dopo una piccola pausa, mancano 5 minuti e 25 secondi effettive alla fine del primo tempo, con 4-1 il risultato, la doppietta di Versace con i gol di Aramu e Carletti per il Sesto Sardinia. Dall'altra parte invece ha risposto De Santi accorciando sul risultato di 2-1 momentaneo, perché poi è arrivata la doppietta bella di Valdés, che fino ad ora si è visto solamente con i gol perché ancora non è rientrato. 3-2 invece la situazione falli per il Sesto Sardinia. Si riparte allora dunque con Aramu. Bella la giocata verso Aramu, sinistro, coperto bene da Fois, calcio d'angolo. Piredo ha battuto verso Aramu, al volo la gran parata di carta. Ci sarà una seconda possibilità. Palla dietro, Belleboni, Aramu, serve ancora il numero 12. Piredo prova a bloccare, non ha la possibilità, è arrivato troppo tardi, prova lui col destro. Viene murato anche il numero 2 del Sesto Sardinia, Carletti. Palla dietro, Piredo di prima intenzione, basso, era una buona idea, palla che finisce di poco fuori. Palla centrale con la conclusione da parte di Corrias. Aramu sbaglia, Secchi, destro, la chiusura ancora di Aramu, che una volta dopo l'errore ha rimediato in qualche modo. Sta per entrare Arguig. Poco la punta, provato in qualche modo Corrias, non ha trovato i pali di Valdés. È rientrato Arguig, Belleboni allarga, Aramu. Belleboni. Carletti, l'ultimo tocco è il suo, infatti gli sta anche dal primo arbitro. Corrias, bravo in chiusura Aramu su Bogoslavska, poi Carletti, suolata di Belleboni che però non trova il compagno, allora si riparte da carta che la gioca vicino, Fois, Corrias. Bogoslavska, cercato dunque il pivot, è bravo Valdés, no, perché la palla è uscita. Sarà calcio d'angolo allora, sul punto di battuta Corrias. Dietro Fois, suola, calcia, trova ancora una deviazione, altro calcio d'angolo. Aramu rischia, Arguig arriva ad aiutare Belleboni. Arguig, 1 contro 1, va sul destro, riesce a saltare due uomini e poi c'è fallo con cartellino giallo per Secchi. Due minuti e 49 alla fine del primo tempo, 4-1 il risultato. Doppietta di Valdés, Aramu
e Carletti per il Sesto Sardigna. Dall'altra parte invece il gol di De Santi. Calcio di punizione qui per la formazione di casa. Beleboni sul pallone, anche Aramu vicino. Beleboni tocca a suola, Aramu non trova il tempo per calciare, uno schema, Arguig palla centrale, poi è riuscito Secchi a intervenire. Si riparte dunque con giro palla classico del Sesto Sardigna. Carletti, Beleboni, Arguig a spazio. Adesso arriva subito la pressione di Bogoslavska. Carletti non viene attaccato. Preferisce allora mantenere ovviamente il possesso la formazione di Leandro Perra. Arguig. Beleboni alza questo pallone, Aramu, stop di petto, fallo, calcio di punizione commesso da Corrias. Quarto fallo in 1 minuto e 43, bisogna evitare ovviamente di farne altri 2 per l'Icknos Sassari. 3 invece sono i falli del Sesto Sardigna. Parte dunque Beleboni, destro sinistro, solita giocata poi con la punta a cercare Arguig centralmente, Secchi allarga, Fois dentro, De Santi qui poteva fare di più, poteva allungare il piede per trovare almeno gol del 4-2. Alla fine rimane in avanti la formazione ospite con De Santi. Fois calcia male, ancora una volta fuori. Adesso De Sousa in piedi, vorrà sicuramente cambiare qualcosa. Valdés, Marogna, (1-2) con De Santi. Beleboni ha capito tutto, chiede il retropassaggio l'Icknos Sassari. Poi Aramu dall'altra parte, c'è Carletti servito, Carletti 1 contro 1, recupera la difesa, Aramu dietro, Beleboni, Carletti ha tempo per calciare, passo sul sinistro e calcia, lo fa debole, c'è per carta da leggere. Marogna, Secchi, De Santi, suolata, Fois, Secchi centralmente, male l'appoggio verso il compagno, chiede scusa, non si intendono i due, sarà dunque rimessa laterale. Valdés, l'1-2, bella giocata verso Aramu che ha spazio con l'esterno da Versace, Versace vuole la tripletta, gliela nega carta, sarà calcio d'angolo. Beleboni, 30 secondi. Aramu, Arguig, 1-2, Arguig, poi Aramu viene murato da Marogna. Beleboni mantiene il possesso, Versace centralmente, si gira, Versace! Eccola la tripletta di Versace, 5-1. I pochi minuti giocati da Versace portano una grandissima tripletta a 14 secondi dalla fine del primo tempo. Grande gestione qui.
Ruiz, costretto a calciare. Finisce così il primo tempo tra Sesto Sardigna e Icnos Sassari. 5-1 il risultato, tripletta di Versace, Aramu e Carletti per il Sesto Sardigna. Risponde con un gol De Santi. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo nel racconto dei secondi 20 minuti effettivi. A dopo. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Ben ritrovati amici di Directa Sport, incomincia adesso il secondo tempo tra Sesto Sardigna e Gno Sassari con il risultato di 5-1 nei primi 20 minuti effettivi. Le reti di Versace, la tripletta, Aramu e Carletti per il Sesto Sardigna. Dall'altra parte un gol di De Santi. Parte subito forte la formazione ospite che deve recuperare addirittura 4 gol. Occhio qui, arriva subito il gol di Marogna. 5-2, prova ad accorciare le distanze con il numero 17 Marogna. Versace, palla in avanti, Bogoslavska, Fois sinistro, deviato no, si arrabbia anche Valdes, Arguig, Aramu, girata Versace al volo, Marogna, Bogoslavska vicino, Marogna va da solo, fallo, giallo per Aramu, capitano.
calcio di punizione sul punto di battuta Marogna e Fois. Finta di Marogna, parte Fois, il muro di Belleboni a chiudere sul capitano Bogoslavska. Altro tentativo in avanti, rimane la formazione ospite nella metà campo rosso-blu. Non visto secondo l'arbitro. Poi Bogoslavska con la testa. Versace, Aramu, Arguig, Aramu, Arguig, Belleboni, sola dietro, Aramu, ancora Belleboni, Arguig, Versace al centro, Arguig va da solo, sarà calcio d'angolo. Palla dietro, Belleboni, si accentra, poi calcia Aramu, alto, senza deviazione. Centrale, Bogoslavska, non passa, oggi non è perfettamente ingernato. Versace va da solo, riesce a superare Bogoslavska, poi chiede il fallo, non viene accontentato, ancora Versace, esterno, bello, però chiuso da Faedda. Alla fine ancora i due a lottare, Fois col sinistro, non c'è fallo, confusione, alla fine sì, è giallo per Capitan Fois, ammoniti i due capitani. Si riparte, Belleboni, Aramu, Arguig, salta bene l'uomo, Arguig, poi la palla verso Versace, c'è la deviazione, ci sarà anche calcio d'angolo. Belleboni, pensavano facesse il velo, poi Aramu viene murato, Arguig, Belleboni punta. Versace con la punta, carta. Fois, Faedda, ancora Fois, Versace chiude, Arguig, ecco la palla verso il 10, 1 contro 1, non riesce a passare, alla fine l'ultimo tocco è il suo. De Santi, fallo, il secondo in questo secondo tempo.
sul punto di battuta Secchi e Fois. Soliti due, solita finta, poi c'è uno schema, 1-2, 5-3, il gol di Fois, il capitano accorcia e manca ancora tanto. Si appoggia De Santi, Secchi, ancora De Santi, gioca dietro, Faedda, Secchi col sinistro, non trova deviazione. Belleboni 1-2, Carletti, la palla è verso Pireddu, 1-2, a porta vuota, non è arrivato in anticipo Carletti, non riesce a spedirla in rete però. Fois, Secchi in parallela, Faedda, Fois, De Santi, giro palla. Ancora Fois, 1 contro 1 con Pireddu, recupera il numero 2, poi alla fine contro 3, difficile passare, De Santi calcia, alto. Pireddu contro 2 avversari, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Ickno Sassari. Palla dietro a Ramu. Belleboni, finta contro finta, calcia, murato da Secchi, poi Faedda deve ripartire, non trova un compagno, Belleboni è bravo, solo per un attimo e poi recuperare. L'ultimo tocco è il suo. Secchi si accentra e poi calcia vicino al palo con deviazione, sarà calcio d'angolo. Tocco per la conclusione da parte di Corrias. Giallo per Belleboni. Minuti effettivi, Corrias indietro, Secchi, calcio d'angolo, 5-3 il risultato. Chiama lo schema, palla centrale a Ramu, la gioca su Belleboni, Corrias in chiusura, Carletti a Ramu. Carletti riesce a passare, calcio d'angolo, a chiusura di Fois.
4 secondi sono passati e dunque rimessa dal fondo. Secchi, Corrias, 1-2, palla centrale, Bogoslavska, non buono il controllo, Pireddu gioca lateralmente, gran giocata di Beleboni, si accentra, Pireddu ci riprova una seconda volta, preferisce gestire con Aramu. Carletti, Pireddu, Beleboni, 1-2, Pireddu, bella la finta a mettere a sedere Bogoslavska, poi con la suola a servire Beleboni. Aramu, non c'è spazio, tiene chiuso. Allora il giro palla del Sesto Sardinia, ancora una volta con Aramu. Carletti, 1-2 con Pireddu, non viene chiuso, ci sono però gli applausi. Corrias, Secchi, tiro palla verso Capitan Fois, centralmente Bogoslavska, però la sfera tocca il soffitto, sarà dunque rimessa. Secchi non trova spazio per calciare, Aramu lo chiude. Tiro di Secchi, esterno della rete. Pireddu, Beleboni 1-2, Pireddu centralmente un po' fortunato, poi alla fine il pallone è schizza troppo lungo. Alla fine Secchi, diventa un passaggio sul secondo palo verso Bogoslavska, la palla che viene raccolta bene da Valdez. Beleboni, Carletti, Pireddu, bella la giocata da sola, poi allarga Aramu, anche lui suola, Bogoslavska, ultimo tocco di Aramu. Faedda, ancora Faedda, Bogoslavska, Corrias, destro, Valdez, doppio rimpallo, sarà calcio d'angolo. Entra a serio, posto di Corrias. Faedda in battuta. Il tocco di Carletti, chiede 2 secondi per accertarsi anche del colpo subito alla caviglia. Si può dunque ripartire. Palla dietro Secchi, è bravo Valdez col piede. Aramu, Carletti non riesce più ad andare in avanti, adesso il Sesto Sardinia.
l'imbucata sbagliata di Faedda. Bogoslavska suola, Serio con la punta, calcio d'angolo. Palla dentro verso Bogoslavska, la parata di Valdés vicino alla riapertura del match. Ancora tentativo di Secchi, rimane avanti la formazione ospite che, insomma, tremendo così ci può aspettare anche un bel finale. Secchi alto, time out per respirare, time out anche per noi, piccola pausa. Avrà dunque la possibilità il Sesto Sardegna di respirare in qualche modo e lo fa adesso con Valdés che si appoggia su Aram. Beleboni, Carletti 1-2, Arguig, bella trama Arguig, non buono lo stop. Serio, Marogna, Serio con la punta, Valdés non rischia niente. Si accentra Marogna, calcia col sinistro, chiuso da Arguig, Carletti la vuole tenere, ci riesce, Arguig stop di petto, la mette giù, Arguig ancora a lottare con Carletti, alla fine Marogna diventa un 2 contro 2, Marogna passa, Beleboni con fallo e senza cartellino. Terzo fallo del Sardegna, senza cartellino questa volta. Beleboni ci può stare, anche perché stava andando sull'esterno, può accadere di tutto. Marogna col sinistro, Valdés preso in pieno e poi fallo guadagnato da Arguig.
Si riparte, Aramu, Belleboni in avanti, Versace copre bene, c'è fallo di Faed. Gioca, Belleboni, Arguigo, Versace porta via l'uomo solo per un attimo, dalla servita verso il 4, 1 contro 1 con Faed, passa, va col sinistro, trova però l'esterno della rete, carta in avanti, Arguigo col petto, Marogna, possibilità, Marogna, Valdes. Male oggi Bogoslavski. Palla verso l'11, chiuso da Belleboni. Carta. Serio. Bogoslavska. Non funge la sua giocata. Belleboni, Aramu, Arguig, sarà rimessa per l'Iknos, già battuta. Bogoslavska aspetta il compagno, niente da fare. Belleboni, Arguig, palla dentro, non trova nessuno, allora Marogna senza fallo, Bogoslavska perde il pallone, Versace in avanti, trova la rimessa. Arguig, Marogna, Fois, Bogoslavska, Secchi, punta, calcio d'angolo. Palla alta di Fois. Aramu, centrale, Versace, Arguig. Non ci sono compagni, deve andare da solo, mezzo a tre avversari, poi Versace in fallo laterale. Errore da parte dell'arbitro. Secchi, Bogoslavska, fallo, il quarto, mancano 6 minuti e 53 effettivi, 5-3 il risultato, bisogna evitarne 2. Da Sosa in piedi,
sfrutterà questo calcio di punizione Fois. Fois, Valdés. Ancora Fois, Valdés ancora in calcio d'angolo. Larga Marogna, possibilità ancora per Marogna, chiuso da Carletti, Versace, 1-2 ancora Carletti, vince il rimpallo, poi alla fine la sfera arriva a Fois, Marogna si gira contro Versace, Mura, Argui, Aramo, Versace, riesce a farla carambolare. E allora rimessa. Argui che mantiene questo pallone in campo, Versace anticipato. Poi Aramo finta, va sul destro e calcia, autogol di Corrias, 6-3. Che bello lo stop Arguig! Che gol di Arguig, anzi Abdelal, l'ho pronunciato anche male, Abdelillah, anzi Arguig. Piccola pausa anche per noi. Sette a 3 il risultato. Corrias, Valdés, verticale a cercare Piretto, Secchi, finta destro, murato da Arguig, sfida tra i numeri 10. Minuti effettivi alla fine.
Segui con la punta. Corrias, Foyce. Ancora una volta da partire il 3. De Santi, Foyce. Sempre De Santi. Pireddu in chiusura. Foyce ancora, calcio d'angolo. Dall'altra parte Arguig, la corsa di De Santi, Corrias. Arguig. Aramu, ancora Arguig. Teleboni, sempre dal 10. Foyce in chiusura, 3 contro 2. Bogoslavska, male. Fallo qui, brutto, giallo per De Santi. Calcio di punizione. Pireddu la tiene, no. Boni, Arguig, Aramu, Beleboni, centrale, Pireddu vuole gestire adesso a 2 minuti e mezzo effettivi alla fine, un risultato di 7-3, 4 gol di vantaggio sono tanti da recuperare in poco tempo, però mai dire mai, nel calcio 5 può succedere di tutto, abbiamo visto anche diverse pazzie. Scattati ore 2:30. Arguig arriva da dietro, Beleboni,
mantiene possesso, Pireddu, Aramu. Marogna, Pireddu, calcio d'angolo no. Ultimo tocco di Marogna. Fallo, calcio di punizione, 2 minuti, time out, no, quinto fallo, chiedo scusa, quinto fallo degli ospiti, comunque al prossimo, tiro lì, Argui che passa in eleganza, poi alla fine viene murato da carta, alla fine Secchi, fuori. Belleboni, che classe qui nel superare tutti, 3 contro 1, palla per Pireddu, Belleboni non vuole segnare, preferisce scaricare su Argui che è troppo altruista. Adesso saltano gli schemi, errori sia da una parte che dall'altra. Qui occhio alla copertura difensiva anche di Valdés. Poi Bogoslavska e Santi, palla fuori, 45 secondi. Palla lunga, chiaramente non vale. Marogna, male, movimento di De Santi, 30 secondi. Arguig da solo, calcio d'angolo, 20 secondi. Palo di Arca a 20 secondi dalla fine, grande conclusione qui. Arguig, dall'altra parte Arca, servito, Arca, solo davanti al portiere, la parata di carta. Palla verso Arguig, è bravissimo Arca ad avere una buona visione, perché sul secondo palo Arguig non viene marcato. 8-3. Dieci secondi alla fine. Finisce così, finisce 8-3 per il Sesto Sardigna contro l'Ichno Sassari, prima sconfitta esterna e soprattutto in campionato per gli ospiti. Seconda vittoria di fila invece per il Sesto Sardigna dopo il pareggio nella prima giornata di questo campionato. È stata una bella partita, sono stati tanti gol, 11 per l'esattezza. Noi vi ringraziamo per averci seguito in tutta la diretta dal Palacoprone di Sesto. Un saluto da parte di Daniele Floris e Mattia Massitta, grazie.